Streetnews.it continua questa grande serata di gala per presentare il roster che affronterà la prossima stagione 2015-2016 di un grande campionato che vede protagonista l'SD Volley San Paolo, e siamo con lo sponsor principale di questa squadra. In rappresentanza dell'Eurotech c'è il signor De Marinis. Buonasera. Grazie. Buonasera, che cosa posso dire? Posso augurare a questi giovanotti di un impegno costante e una crescita anche morale, oltre che sportiva. E questo è lo scopo con la quale l'Eurotech si avvicina alla squadra, tenendo presente che le aziende, questa è un'azienda di produzione di tipo industriale, quindi per lavoro sugli indotti della grande distribuzione. Non della distribuzione, fa il prodotto accessorio per le autovetture. Ah, benissimo, benissimo. Quindi praticamente che cosa vuole dare un messaggio diverso e nuovo. E anche antico, perché Adriano Olivetti iniziò questo tipo di discorso, è quella dell'azienda sociale che si mette a disposizione della comunità, anche della collettività, della collettività, e offre dei servizi, no, quando è possibile, per la crescita complessiva di questa comunità. Lo sport è uno dei momenti più aggreganti per la gioventù, e per questo motivo l'Eurotech ha voluto investire e pensa che proseguirà questo discorso, sicuro che questi giovanotti conseguiranno degli ottimi risultati. Speriamo quindi di avervi poi alle partite dell'SD Volley San Paolo per sostenere questa squadra. E grazie della partnership che mantiene negli anni con questa società giovane, ma che ha voglia appunto di investire e di ottenere risultati. Grazie signor De Marinis. Prego, grazie a voi. Streetnews.it